Buonasera a tutte e tutti, siamo qui per l'ultimo appuntamento di Retroscena. Io sono Maria Paola Perini del DAMS e di fianco a me ho Valerio Vinasco, che certamente non ha bisogno di presentazioni, e Arianna Scommegna, che è una delle attrici dello spettacolo di cui ci accingiamo a riflettere un po' insieme. Allora, io sono a parte un po' emozionata perché finalmente, dopo 2 rinvii, ho l'occasione di discutere di un suo spettacolo con Valerio Vinasco, perché erano previsti altri 2 appuntamenti, ma la pandemia ha impedito non solo agli spettacoli di andare in scena, ma anche la possibilità di fare questi incontri. Quindi per me è particolarmente emozionante fare questo, tra l'altro fresca dello spettacolo che ho visto ieri sera. In realtà, come credo voi sappiate, lo spettacolo in realtà è composto da 2 spettacoli, perché si tratta di Efigenia e di Oreste e di Euripide, che vanno in scena in 2 serate differenti durante la settimana. Invece nel weekend è possibile vederli entrambi. Io ovviamente vi consiglio di vederli entrambi, o nel weekend o una serata dopo l'altra, perché l'esperienza della visione complessiva è ovviamente molto interessante, anche per le relazioni che poi intercorrono tra i 2 spettacoli, per il gioco di ruoli, mettiamola così, che si dipana tra gli attori che compaiono o scompaiono a seconda degli spettacoli. Ma allora inizierei da quello che è stato per me il primo impatto molto forte, che è stato quello con lo spazio. Lo spettacolo va in scena alle Fonderie Limone, spazio che immagino tutti conosciate, e tutti noi abbiamo una certa consuetudine con quello spazio, con quella prossemica, palcoscenico, platea. Allora, in questo caso lo spazio è scomposto, è uno spazio nuovo, nel senso che non credo di anticipare nulla di segreto. Insomma, la scena è composta da una passerella, una pista, non so come definirla. Ho cercato delle immagini, perché è uno spazio estremamente suggestivo. C'è questo spazio segnato da una sola piattaforma di un azzurro tenue, e ai 2 lati ci sono le 2 gradinate. Quindi gli spettatori intanto si trovano di fronte all'opzione, che non è di loro competenza, ma insomma assegnata, di apparire a un lato, cioè di sedere da un lato o dall'altro. E questa non è una cosa indifferente, nel senso che io vi consiglierei di vedere lo spettacolo 4 volte, nel senso, no, davvero, perché io ho avuto la possibilità di vederlo una sera da una parte e la prova generale dall'altra, e ho visto, non dico 2 spettacoli differenti, però sensibilmente differenti, la possibilità di vedere, scorgere, vedere le relazioni tra i personaggi. Questo spazio, che è molto ampio, appunto una specie di passerella, crea nel pubblico un campo visivo molto ampio, in cui si giocano delle relazioni di sguardi, di energie, di distanze, che sono molto diverse, perché si sviluppano in una dimensione orizzontale principalmente. Quindi una quantità di percezione del rapporto con gli attori differente da quella consueta, diciamo così, ma anche di essere, io vedo gli altri spettatori, vedo gli attori che guardano gli spettatori, quindi c'è una messa in gioco di una serie di relazioni in modo differente. Questo secondo me è un primo elemento molto interessante. Poi ovviamente non stiamo qui per parlare semplicemente dello spazio, ma di quello che avviene in questo spazio, che è un incontro tra Valerio Vinasco e la tragedia classica, che, se non sbaglio, è un primo incontro da regista, quasi un primo incontro. Mi sono persa dei pezzi, però poi ti lascio, poi parli tu. Allora, un incontro con un tragico che è Euripide, che viene considerato da Aristotele il più tragico dei tragici, diciamo così, più tragico dei poeti tragici, ma che è anche considerato, come dire, storicamente il tragico più moderno. Allora, la domanda ovvia, ma
che mi sento di dover fare in apertura è il motivo della scelta di Euripide da un lato e nella produzione euripidea di questi due testi in particolare, che appunto nella costruzione di questo dittico ovviamente si parlano moltissimo e ci sono dei personaggi che ritornano e ci sono delle famiglie, soprattutto una famiglia che ritorna nelle sue vicissitudini. Quindi la scelta di questi due testi innanzitutto e anche l'idea, quello che mi interesserebbe capire è questa idea di spazio, che secondo me è molto importante nel trasformare e nell'ovviare al rischio di, come dire, di una possibile declamazione, una possibile ricostruzione filologica, per quanto abbia senso parlare di filologia in questo senso, ti permette di far diventare la tragedia greca un teatro d'attore puro, dove non c'è quasi nulla in scena, pochissimi elementi. Quei pochissimi elementi sono segni ovviamente fortissimi, perché meno c'è e più quello che c'è acquista un peso enorme. Quindi io partirei come le scarpe di Clitemnestra, di cui parleremo a breve, però io partirei dalla scelta, perché comunque già di per sé è un elemento credo molto importante. Vai. Per me, innanzitutto buonasera, è bello che ogni tanto ci si ritrovi qui, grazie di essere qua, molto piacevole sempre parlare degli spettacoli fra di noi. Premetto che non sono un esperto né un appassionato di tragedia greca, quindi la mia ricerca su questi testi, all'interno di questi testi, il mio rapporto con Euripide e con questi spettacoli stessi è molto, è una fiammata di passione, che succede ogni tanto questi. Non voglio dire niente a proposito della tragedia greca, non fa parte, cioè non è un argomento sul quale voglio dire qualche cosa, perché non avrei niente di importante da dire di sicuro. Vorrei invece dirvi con molta onestà che molta ragione delle scelte che io ho operato nel corso di questo spettacolo e delle scelte di fare questo spettacolo nascono onestamente dalla mia ignoranza proprio sull'argomento. Allora, da un lato, da molto tempo io frequento un po' la letteratura sui miti greci, gli dei, la mitologia classica, anche quando è stata poi riattraversata, riscritta da un personaggio che apparteneva a un'altra epoca, a un altro mondo, come Ovidio per esempio. A me capitava nei momenti di depressione o di rabbia interiore o di smarrimento personale che fra le letture che mi consolavano di più ci fossero le Metamorfosi di Ovidio. Non ho mai voluto approfondire perché, però ancora adesso è rimasto lì, uno dei libri più consumati, anche se non mi ricordo una storia che sia una, però vabbè, così va spesso con le mie letture. Quindi è come se il mondo del mito classico mi parlasse molto. Mi trovavo a leggere magari delle tragedie greche o anche delle poesie, quelle che poi divenne celebre con l'antologia palatina, per esempio, e trovavo che mi parlavano tantissimo, non sapevo bene perché, e non lo so nemmeno ancora adesso, però non andai dritto sull'argomento, non andai a cercare nel mondo greco la risposta, la cercai nella psicoanalisi, principalmente forte del fatto che già personaggi come Freud e Jung avevano scoperto che la mitologia greca poteva essere una fantastica facilitazione o addirittura poteva infiammare l'immaginazione sia degli scienziati che dei pazienti, laddove ci si appoggiasse ad un mito e dove la mitologia era diventata patologia, no? Per certi aspetti, ammesso che l'umanità abbia altra possibilità che essere raccontata attraverso altro che non siano le sue patologie. Detto questo, Hillman diventò uno spirito guida per me, principalmente alcune letture di quelle anche lì rituali per me, ogni tanto ci cado dentro, no? La vana fuga dagli dei, per esempio, il saggio su Pan e quant'altro. Per cui il passaggio poi fu abbastanza breve. Una volta che scoprì che si può fare una lettura
della letteratura antica, arcaica, greca, che vada al di là di tutta la paccottiglia arcaico-greca, no? Con i balletti, i fuochi, i rituali, quant'altro, le religioni, cioè, mi trovo poi di fronte a un grumo metaforico ma al tempo stesso realistico così forte di problemi umani, e a me mi ha sempre commosso il fatto che i problemi dell'umanità sono rimasti gli stessi da sempre, anche se leggo, che ne so, i dialoghi di Socrate, Platone, i dialoghi di Socrate, e tolgo di mezzo alcuni dettagli che sono dettagli proprio dovuti semplicemente all'epoca in cui essi si svolgevano. Siamo sempre noi, con i nostri problemi, le nostre paure, le nostre angosce, le nostre furie, le nostre domande. Poi gli dèi hanno cambiato nome, hanno cambiato foggia alle scarpe, ha cambiato velocità la relazione fra le persone, che ci possiamo telefonare, non dire dove sarà Filoppo oggi pomeriggio, aspettiamolo sotto il pino. Invece no, gli telefoniamo, ma è cambiata solo la velocità. Il resto è uguale, le angosce, i problemi, le domande, le risposte, i valori sono rimasti gli stessi. Arriviamo a finire. Cioè, la mia fascinazione nei confronti del mondo greco è grande. I dialoghi di Platone, poi le metamorfosi di Ovidio, direi, vale, stai facendo un casino perché sono secoli di differenza, ma non importa, più o meno il mio modo di procedere nella vita è fare dei grandi shaker. E poi la tragedia greca, che ho incontrato per la prima volta da attore con Martone, quando abbiamo fatto Edipo a Colono. Io una parte molto compressa, era una lunga battuta di Polinice, ma io scoprì, studiai proprio lì, feci il primo incontro per me rivelatore, leggendo questa lunga battuta di Polinice che si rivolge a suo padre. Era un trattato di psicologia, cioè del figlio davanti al padre, il padre monumentale, il padre cieco che non ti vede, il padre che non vuole ascoltarti, il padre re che pensa che tu sia una nullità e tu fai di tutto per meritarti la sua comprensione, il suo bene, il suo amore, il suo appoggio. Cosa c'era di più facile per me? Usai 3 pennarelli, uno nero quando lui si appoggiava alla figura di Dio, ma gli serviva per convincere il padre, per un'epoca più religiosa della nostra. Quella rossa per dire, per quando tirava in ballo, si confessava il proprio sconquasso interiore, psicologico, di figlio in lacrime, dove assomigliava molto di più a James Dean che non io, cioè l'idea del personaggio, che non a un'idea possibile, mitologica di Polinice. E in giallo le parti in cui lui si aggrappava disperatamente a una cosa che all'epoca aveva una sua grande forza, che era la capacità di tenere insieme i discorsi, cioè la capacità di dare non solo furia alla propria furia interiore, ma facondia, non so come si dice, eloquenza, cioè le parole e i sentimenti. Ci fu un periodo d'oro dell'umanità in cui si tenevano per mano, cioè che erano i personaggi, ecco un cambiamento grande per noi, ma poi parleremo anche di questo che non è poi così grande e riguarda soprattutto il teatro. Noi abitiamo nell'epoca in cui il teatro è il luogo dove le parole e i sentimenti si ingannano a vicenda. Come stai? Bene. E non sapevo mai se sta veramente bene, ma non sapevo mai nemmeno se a Colorado gliene fregava qualcosa di sapere come stava. Viviamo nel mondo contemporaneo e il teatro ne dà testimonianza. Le parole sono infingarde, le parole sono un rituale spento, anzi un rituale quasi diabolico. Infatti il teatro del non senso, il teatro dell'assurdo, il teatro del non detto, no? Ci fu un'epoca bellissima che durò almeno fino a che non decisero di schiacciare il pulsantino su Hiroshima e cancellare quindi la storia dell'umanità e la sua voglia di comunicare, di fare festa, in cui le parole e i sentimenti erano tutt'uno. Ci si diceva le cose in teatro ed era normale che i personaggi fossero sinceri, magari erano cattivi, però erano sinceri.
Quindi la mia attrazione nei confronti di quel mondo lì parte, uno, che è un mondo teatrale rarefatto, due, che contiene in maniera straordinaria tutti i movimenti psichici possibili e lo fa senza pudore alcuno. Qual è il problema per me? Qual è stato? Ho detto, beh, allora è la mia letteratura teatrale d'eccellenza, cioè così facile diventa un mondo che mi appartiene così tanto. No, non mi appartiene così tanto, perché dentro a questa tipologia teatrale della tragedia greca ci sono 2 o 3 elementi che mi sembravano insormontabili, essendo io poi anche un regista pigro, per cui sormontare le cose uno fa fatica e dice, senti un po', lo faccia qualcun altro, no? Uno era il coro, cioè dentro a queste tragedie c'è il coro. Si chiama coro per 1000 motivi, se vi leggete un libro o 2 sulla tragedia greca ne saprete subito più di me, perché io tendo poi a dimenticarmi di questi dettagli. E in più è tutto diviso in stasimi, cioè sembrerebbe la partitura vocale, non so, di qualche cosa che assomiglia un po' di più all'opera lirica che non a quella che io oggi chiamo la prosa, e questo mi ha sempre profondamente infastidito. Quindi il primo elemento era quella specie di liturgia della parola e il coro. Il coro interveniva, chi erano? Si dice il coro dei tali, delle signore, una moltitudine di persone che come facevano? Parlavano tutti insieme, come il coro di Verdi, un po' sì, un po' no, un po' uno e un po' l'altro, ballavano mentre qualcuno parlava, non ne sappiamo praticamente niente, e quel poco che sappiamo non mi piace neanche un po'. E soprattutto il coro era il momento in cui si fermava l'azione drammatica, quella più semplice, di quello che dice come stai, bene, e poi va avanti il dialogo, no? E si apriva in maniera celestiale qualche volta, poeticamente straordinaria, spesso con uno spessore religioso notevole, delle lunghe pagine di tragedia. Vedevo che i miei colleghi registi sul coro ci si impegnavano parecchio, cioè sembrava che il grande regista fosse quello che ti risolveva il coro alla grande, quindi con molta regia e poca sostanza. L'altro tema sono gli dei, molto spesso intervengono gli dei in persona e risolvono molti guai. Nel caso di Euripide voi vedrete, credo, spero, insomma fate poco di qua. Comunque ci sono queste 2 tragedie lì a Moncalieri, se volete venite a vedervele, e in entrambe la presenza degli dei è molto forte ed è risolta addirittura col Dio che arriva, ex machina o no, non lo so, però insomma arrivava e predicava, diceva la sua, cambiava il destino dei mortali, perché il volere degli dei si manifestava attraverso una persona. Questo per me è una goffaggine, se vista attraverso le mie possibilità registiche e anche attoriali, che non mi sarei potuto perdonare. Giusto così, tanto per dire una cosa di cui credo non importi a nessuno, una volta sola ho visto gli dei in scena e l'ho visti grazie a Peter Brook quando ha fatto il Mahabharata. Una sola volta mi è capitato di dire ok, quello è Dio, è una possibilità di Dio. D'altra parte è un testo sacro, parlava di quello, non poteva esimersi dal porsi quel problema. Allora mi sono fatto le domande. Bene, ti piace così tanto la tragedia greca? Che cosa ti piace? Togli quello che non ti piace, quindi via il coro, che non mi interessa, mi rallenta. Sì, è altissima poesia, ma vabbè, la facciamo fare ai seguaci di Carmelo Bene o a tutta la bella tragedia. Non ho niente in contrario, ma non lo so fare. Che cos'altro non so fare? Non so credere in Dio così profondamente come ci credevano loro. Non so credere che Dio ha forma umana. Non so credere che uno spettatore possa dire è arrivato Apollo. Non ce la faccio. E questo è chi scritturo? Chi vado a prendere? Cosa gli devo dire? Mi dirà, ma come lo vuoi? Mi dirà subito così, ma come lo vuoi Apollo? Ho voluto evitare sia a me che ad Apollo questo momentaccio in cui un attore prestante, veloccio, probabilmente come lo faccio. Ho detto, togliamo questi elementi che sembrano le colonne d'Ercole, oltre le quali non si può passare se vuoi fare la tragedia greca, e continuare a chiamarla tragedia greca, perché poi puoi cambiarla tutta, la chiami in un altro modo.
E cosa mi sono trovato nelle mani? Delle storie, un grumo di vicende umane talmente tese, talmente violente, e in più talmente sofferenti. Perché? Perché un'altra colonna, quella non l'hanno messa i greci, l'hanno messa i registi e gli attori, attraverso la quale sembrava non si potesse passare, se volevi fare la tragedia greca, è quella che io chiamo la pornografia del dolore. Cioè, essendo una drammaturgia che parla di quelli che al liceo, mi ricordo, li definivano gli alti lai, cioè delle lamentele di alto livello, no? Come bisognasse fare delle lamentele di alto livello. E allora ecco, vedete anche le posizioni. Ho visto recentemente anche una tragedia greca a teatro fatta da un regista contemporaneo, con attori contemporanei. Questi sono gli alti lai, in versione 20 giorni di prove, andiamo dopo se non. Lei cade per terra, la nostra. Si è spaventata, eh? No, stavo pensando che era la mia posizione. No, tesoro! Attrice che cade per terra secondo gli alti light. Non è vero quello che dici. Mi dispiace per chi non vede, fatemi raccontare da vicino. Questo è l'alto live. Una grande attrice. Questo si vede per la strada. Una donna, un uomo disperato per la strada che crolla, sopraffatto dal dolore, cade col culo per terra, le gambe larghe, non sa più dove guardare, non si mette lì. Quindi quella è la pornografia del dolore, no? Perché? Cos'è la pornografia del dolore? Dalla quale ho voluto affrancarmi, non sapendo bene dove andavo a sbattere, no? È un po' come dire, facciamo Verdi senza orchestra. Sarebbe fantastico, fra parentesi. Vabbè, cavoli vostri. Sembrava impossibile. È come dire, se uno dice perché Dio fai questo? Zeus, perché mi fai questo? Zeus, perché mi fai questo? Questi sono gli alti live, fatti meglio, fatti peggio, un po' questo. Un'altra legge che ho scoperto è che ok, devo passare attraverso sta roba. La pornografia del dolore è quando gli attori, e quindi per forza di cose ai vostri occhi i personaggi, sembrano godere tantissimo delle loro sofferenze, esporle, lagnarsene con una orgogliosa, inguaribile componente narcisistica. Invece la prima cosa che ho intuito, non ho intuito perché è un'intuizione sulla quale qualcuno possa fruttare qualcosa, ma ho intuito e quindi mi ha permesso di andare avanti al punto tale che poi ho potuto fare insieme ad Arianna e altri attori che vi salutano ma stanno in prova adesso. Questo spettacolo è che un personaggio tragico odia soffrire, è l'ultima cosa che vuole. Il sottotesto di tutti i personaggi delle tragedie, che sono tutti personaggi a cui, ahimè, gliene succedono di grossissime, dicono basta, non ne posso più. Oppure ancora più blasfema, in modo più blasfemo, quasi una bestemmia, chiedono a Dio: ma che t'ho fatto? Ma chi sei? Basta, lasciami in pace, non voglio essere Oreste, non voglio essere Agamennone, voglio essere un bravo papà normale, voglio essere un bravo figlio normale, non voglio essere una moglie che è costretta a uccidere il marito, voglio essere una brava moglie, lasciateci in pace. Perché a me? Perché a noi? Beh, questo è recitabile, questo mi porta in scena qualcosa sul quale non sono disonesto, non prendo in giro il dolore, non faccio la pornografia del dolore, provo a capire il dolore, cosa non semplice, ma vabbè, con dei bravi attori ci si può inoltrare un pezzo dentro quel bosco clamoroso. Quindi ho trovato un grumo di dolore, un grumo di complicazioni psicologiche all'interno di quello che poi è il grande protagonista di tutte le tragedie, la famiglia, ed è rimasto così fino ad oggi, fino a Netflix, più o meno, sempre lì che andiamo a sbattere, no? Dove c'è un bagno di sangue, più o meno alla fine si va a finire lì.
anche i grandi assassini, adesso che su Netflix ci sono le inchieste sui grandi serial killer, vedi l'efferatezza della loro azione, della loro missione nella vita, poi però a un certo punto arrivano dei tipi che cominciano a dire parla di tuo padre, parla di tuo padre, e lì comincia a dire qualcosa torna, no? Questo luogo di dolore e d'amore, di morte che ogni tanto sono dei nuclei familiari. Va bene, tutto questo poi ci si mette Omero in mezzo, quindi delle storie intrise già di quel piacere che provavano questi signori per il sangue, in maniera un po' diversa da noi. Anche noi proviamo un grande piacere per il sangue e per l'efferatezza, basta vedere i nostri film da un po' di tempo in qua, dove ci portano, ma in più loro ci aggiungevano una componente, non so come facessero, che era qualcosa che rendeva il dolore e l'efferatezza qualcosa di stranamente bello. Beh, anche qui vi consiglio un libro, se volete, che è quello di Hillman, che si chiama L'irresistibile amore per la guerra, un'analisi sul mito di Ares. Oggi ci farebbe comodo leggerlo un po', perché capiamo che non è solo brutalità, follia, ma che c'è qualche cosa che muove interiormente i popoli, come una irresistibile libido. Bene, allora mi sono trovato di fronte a dei drammi in cui c'era il dramma di un padre e di una figlia, di un padre che non è un grande padre, che deve sacrificare i figli, è tutto metaforico. In più c'è la favola, non è pornografia perché è favola, comunque si può raccontare come se fosse una favola, e con degli attori, come ho avuto il privilegio, la fortuna, la gioia di avere con me in questo viaggio, c'è una componente di verità così importante che queste tragedie, chiunque venga a vederle potrà dire che non gli sono piaciute, quello che vuole, ma non potrà mai non dire che sono drammi contemporanei. Allora, io parto dalle mie impressioni ovviamente, perché da lì non posso che partire. In questa asciugatura estrema che fai, a me la cosa che ha più sorpreso, ed è uno dei motivi per cui vorrei che questo spettacolo non lo vedessero tutti gli studenti dei licei, perché quanto abbiamo patito a leggere delle cose che non capivamo, almeno io non le capivo. Per me Clitemnestra era un personaggio, Agamennone, io non riuscivo a vedere questi personaggi, leggendo, credo che i testi oggi siano veramente difficili da leggere in realtà, se non provi a vedere, se non provi ad agire. Ecco, questo è uno spettacolo dove la parola, così lontana nel tempo, diventa azione, che è quello che dovrebbe essere il teatro, ma non è che sempre succede questo. E poi questi personaggi, in questa assoluta asciugatura, questi personaggi sono assolutamente tridimensionali, ma anche molto sintetici, nel senso che Valerio Vinasco è Agamennone, è un padre. Ieri sera pensavo a degli aggettivi che potessero definire la sua postura fisica, il suo modo di percorrere questo spazio. Insisto sullo spazio, ma perché io trovo che sia, cioè, queste stesse cose che fate, se le aveste fatte su un palcoscenico all'italiana, non avrebbero funzionato nello stesso modo. Ecco, quindi questa, per esempio, la postura di Agamennone, il modo in cui si mantiene eretto, chiuso dentro questo doppio petto, che io la prima cosa che ho pensato a Berlusconi, poi no, nel senso, non lo dico, è una cavolata, però i vostri costumi, come dicevo prima, sono segni molto forti in uno spazio così nudo, quindi quel doppio petto che lo costringe in qualche modo, lo tiene insieme, ma quando lui dentro sta ribollendo, c'è tutto questo dolore, questo conflitto che lui sembra dover tenere insieme, questo doppio petto è come se lo tenesse chiuso, no? Allo stesso modo, appunto, io questi personaggi non riuscivo a vederli, invece in voi li ho visti, e ho visto una Clitemnestra che non avevo mai pensato. Cioè, ho capito una cosa di Clitemnestra che non avevo mai capito, ma veramente, no, adesso lo dico col cuore, perché ho visto la carnalità, ho visto c'è un ingresso di Arianna
straordinario in scena, un ingresso veramente folgorante. Arriva una famiglia che sembra una famiglia che vedi alla stazione. Noi, con le valigie, i troller e questa energia incredibile che poi dall'energia di gioia per essere arrivato a portare la figlia alle nozze con Achille si trasforma, si cambia completamente di segno e diventa un grumo di rabbia, che però in cui dentro c'è anche una sfrontatezza, cioè Clitemnestra è un personaggio complesso, sono tutti personaggi complessi, ma le stratificazioni che ci sono culturali di secoli e secoli e secoli e anche la conoscenza spesso superficiale come anche la mia fa sì che questi personaggi siano dei nomi con delle funzioni, insomma, sì, Clitemnestra, sì, poi uccide lui, poi viene ucciso, tutte queste cose, cioè li sintetizziamo nelle funzioni che hanno. E invece io li ho visto Clitemnestra, ho visto Agamennone, ho visto Ifigenia, e ciascuno è molto sintetico appunto attraverso degli elementi di costume, degli elementi gestuali espressivi, ma allo stesso tempo è pieno di vita, no? E veramente sono molto contenta che Arianna sia qui, perché forse tra tutti, non lo dico solo perché c'è lei, non potrei dirlo se ci fossero anche gli altri, però mi ha veramente sorpresa questa relazione che c'è tra voi, la relazione che c'è con Menelao, che poi c'è con Ifigenia, con il piccolo Oreste muto ma presente. Ecco, in questo senso credo che sia davvero un'esperienza per me di scoperta quasi del testo, dei testi, attraverso una lettura che nella sua essenzialità è ricchissima. E poi vabbè, questo però magari poi mi dite voi come ci avete lavorato, insomma, cosa avete pensato mentre stavate lavorando su questo. Un altro elemento che tu dici non sono contemporanei, però in realtà io ci ho visto tantissimi, o almeno io ce li ho visti, non so se tu li volevi mettere o sono io che, non so, questo cadavere dentro il bagagliaio, io non so, il rito del Circeo, i morti di mafia, ci ho visto queste cose qui, così come ho visto dei potenti in realtà involgariti dal loro potere, qualcosa che ci parla moltissimo dell'oggi, che ci parla moltissimo della nostra attuale, non dico classe dirigente perché è un termine orripilante, ma del potere, di come noi vediamo il potere. E poi ci sono poi vi taccio, giuro, perché voglio che parliate voi. È un'altra cosa che non ho avuto tempo di andare a recuperare il testo originale, ma ci sono alcune parole sottolineate, tipo la tua immagine, non sei mai reperibile. Allora io non so quale fosse il termine originale e volevo capire se avevate lavorato anche un po' a livello lessicale per trovare delle parole che risuonassero più nelle orecchie dello spettatore contemporaneo. Rispondo brevemente, io Sì, poi certo, parliamo di quest'ultima parte, l'ultima domanda. Sì, c'è stato un avvantaggiarsi, cioè la premessa che io ho fatto che c'è prima di tutto una fascinazione per il mondo mitologico che non viene dritta per dritta dal mondo mitologico, ma io ho scoperto che dentro i miti ci sono delle persone grazie ad alcuni studi che riguardano più la psicologia che non la filologia greca, no? Quindi questo mi ha fatto comprendere in maniera, non so se giusta o sbagliata, non scriverei mai un saggio su questo argomento, mi ha fatto sentire come che il tema tragico di Agamennone è di non rendersi conto di vivere all'interno di una potente sindrome narcisistica, dove per narcisismo non dovete pensare a qualcuno che si guarda allo specchio e si sbaciucchia,
ma è una gravissima sindrome, forse fra le meno guaribili e le meno augurabili, in cui si perdono totalmente i contatti con la realtà, pur rimanendo quasi normali, per cui è difficile da riconoscere, e si trascinano con sé i propri cari in un inferno, si vive in un inferno, in un incubo, non ci se ne accorge, non si hanno gli strumenti per comprenderlo, e il mondo diventa una rappresentazione della quale noi non siamo altro che una delle immagini. A seconda delle fortune che hanno i narcisisti può essere l'immagine protagonistica o vittimistica del mondo, ma è pura immagine. Allora ho cercato in me quanto di questa malattia ci potesse essere, e nel testo di Euripide quali parole potessero colpirmi, nel momento in cui io avessi pensato che questa malattia, noi le abbiamo tutte le malattie, lo sapete, no? È inutile che vi date le altre, ce le abbiamo un po' tutte, però alcune si sviluppano di più, altre sono lì, si manifestano poco. Quindi nella mia personale sindrome narcisistica, fino a che punto, se si fosse sviluppata in maniera pesante come quella di Agamennone, quali parole mi avrebbero colpito, ma non colpito nel ragionamento, avrebbero colpito la mia anima. Per cui, però, per esempio, la parola immagine c'è, quello che non c'era è quanto potesse risuonare l'immagine oggi, dopo che abbiamo conosciuto la potenza dell'immagine per uno che soffre di una malattia tale che gli permette di sgozzare la figlia pensando che siano gli dèi a comandarglielo, no? Ecco perché lei mi grida la tua immagine, quasi per smascherare, e lì è una scena in cui cadono le maschere psicologiche, anche non sei mai reperibile, c'è qualcosa di molto simile. È chiaro che poi è facile dirlo a me, che tendo, quando i miei momenti di tour sparisco e tu devi dire non sono reperibile, no? Non ti si trova più, non essere reperibile vuol dire non ti si può più trovare. Ora, da un lato sono maleducato e basta, dall'altro uno si domanda dov'è? Non ti trovo più, dov'è andato? Dov'è? E a me non è una domanda, ma dove sei andato? Dove sei? Chi sei? Questo è un altro. Anche rispondemi che. Anche quello c'è, Perché, e poi lascio la parola ad Arianna, Euripide, che lo sapesse o no, che lo volesse o no, è stato capace di prendere questi benedetti miti che sembravano vivere in cima a una colonna o su un piedistallo liturgico e farne degli esseri umani talmente contraddittori, intorcinati. In ogni scena, uno spettatore attento che ha voglia di vedere, di percepire queste cose, percepirà che in ogni scena di Euripide c'è uno o due personaggi, e non ce n'è molti di più in scena di solito, che cambiano idea. Ma non è che cambiano idea perché sono superficiali, perché intimamente, profondamente cambiano idea. Quindi che dibattito interno c'è, che lotta interna c'è. Ecco perché Euripide è il più grande autore con il quale io abbia mai avuto a che fare. Ecco perché è contemporaneo, perché è stato il primo che ha puntato non il dito, ma la luce sulle potenzialità poetiche del nostro vivere confuso, malato, al quale gli dèi non potevano che offrire una blanda consolazione e niente più. Tutto nacque al mio primissimo incontro con la tragedia greca, che non è quello che ho detto, ma molti anni prima, ero appena uscito dalla scuola, e un grande attore, che è ancora un grande attore, mi scritturò per fare un Antigone di Baudelaire, e mi ricordo, e di fronte alla mia richiesta dice, ma chi è Mone? Cioè, Binasco, basta sta roba, dai, da sapere. Non gliene importa niente a nessuno di vedere Antigone che si fa un uovo fritto. A me sì. Io gli ho detto, ma a me tantissimo. Vorrei vedere Antigone che decide che va a morire nella prendere la decisione mentre si fa un uovo fritto. Perché questa è la vita. E la possibilità c'è. La possibilità c'è se ti assumi la responsabilità. E la responsabilità vuol dire che per dire quelle parole lì, anche se tu fai un lavoro sull'adattamento del testo, perché c'è stato il lavoro sull'adattamento del testo,
tu è come se appunto ti devi fare carico di qualcosa che ha 2000 e più anni di storia, per cui come tu devi dire le parole di un padre, e quindi un lavoro fisico che ci viene richiesto, anche se magari non è che stai lì a ragionare precisamente su che tipo di training devi fare, però non puoi avere una fisicità troppo quotidiana, cioè è una strana via di mezzo, perché Euripide ti chiede, con Valerio, che poi non è certo uno che fa appunto il teatrone, ti chiede di essere qui e ora, ti chiede che quelle parole appunto siano pubbliche, c'è una dimensione pubblica che il tuo corpo la deve assumere, perché non è una famiglia, ma è una famiglia che si mette davanti al mondo, e quindi il coro che non c'è, però c'è, perché è come se la presenza di quel coro siamo tutti insieme, pubblico e attori, che a parte che si vede, perché se il pubblico si vede in faccia, tu vedi l'altro cosa sta pensando, e se stai parlando di un tema così presente come questi, perché sono eterni questi temi, tu vedi quello davanti a te che sta pensando quello che stai pensando tu, perché tutti insieme stiamo pensando quello che stiamo pensando, che sta accadendo adesso, e quindi è come se la dimensione del coro non c'è perché è stata tagliata, ma aleggia nei pensieri, cioè c'è come il coro, la scelta di fare così lo spettacolo. Così come? Così Perché così lo spieghiamo bene, cioè sì, dei due ci sono rami, due gradinate che si guardano, quindi gli spettatori, come si guarda questa parte, ci fossero altri spettatori e noi nel mezzo. e qui in mezzo gli attori, no? Quindi il coro in questo senso siamo tutti insieme, perché anche il lavoro che abbiamo fatto con Valerio è stato un lavoro dove sì, tu fai il tuo personaggio, ma tu sei dentro tutta la storia, non puoi fare solo il tuo personaggio è insieme agli altri. Il lavoro, adesso dico il mio, comunque adorabile di questa esperienza è che è un lavoro di coro, anche se tu fai il tuo di personaggio, anche se fai il tuo messaggero, ma sono tutti insieme, e si sente quando uno comincia a fare lo suo show. Non devi fare il tuo show, tu devi fare un lavoro insieme, quindi un lavoro che ti richiede come il tuo corpo deve tenere quelle parole lì, che non sono parole quotidiane, allo stesso tempo sono così umane che tu ti puoi spogliare, cioè che tu puoi devi sostenere una cosa, non so se non sono molto brava a spiegare, comunque devi sostenere una cosa che però è semplice, che però la viviamo tutti, quindi è una cosa strana. E dico un'altra cosa, uno dei primi giorni che siamo venuti a fare le prove abbiamo fatto un'esperienza con una scuola, perché ci dicevamo appunto questo lavoro dovrebbero venire i ragazzi, perché al di là proprio anche dei temi, perché in Ifigenia sono quasi tutti gli adulti, in Oreste ci sono protagonisti quasi tutti i ragazzi, e questa riflessione tra le responsabilità dei padri e la tragedia che vivono poi i figli e l'eredità dei figli, allora siamo andati a fare questo incontro in una scuola e abbiamo provato a fargli anche leggere dei pezzi, e tu senti che veramente c'è un potenziale di queste parole, poi uno sa più o meno, se è più o meno capace di recitare o cosa, però tu senti che queste parole ci appartengono, ecco. In questo senso il lavoro con Valerio è stato proprio a trovare la tua appartenenza dentro un discorso corale di personaggi che sono delle funzioni per raccontare una storia, perché devono essere insieme, sempre nel teatro dovrebbe essere sempre così, però in questo caso non puoi prescindere dall'assunzione di responsabilità di un lavoro corale e pubblico, perché tu non dici quella cosina lì, infatti a volte diceva
tu devi sentire anche, no? Hai la sensazione come se queste parole, come se avessero un eco, ma non perché tu le devi declamare, perché riverberano in maniera diretta e profonda nell'animo e nel pensiero dei cittadini. Sono d'accordo. Piacere. No, rifaccio un po' la domanda perché sarei curiosa di sapere appunto questi eventuali richiami, rimandi, non perché si fa nel senso dell'attualizzazione, ma nell'aver scoperto o nell'aver cercato qualcosa che non so, per esempio abbiamo parlato tanto dell'Oreste, loro non sono in scena nell'Oreste, ma ci hanno ammazzato, sono morti tutti e due nell'Oreste, ma appunto la seconda tragedia è la tragedia dei giovani, appunto della discendenza disgraziata in qualche modo di Clitemnestra e di Agamennone, e in questo caso a me è fatto, non so, mi è venuto un pensiero che probabilmente non c'entra assolutamente niente, però ho pensato a Pastorale Americana, non so se ho pensato alla figlia di Pastorale Americana, che peraltro non leggo da tantissimo tempo, però non so, mi è venuta questa ostinazione dei giovani, anche questo mostrare il sangue in scena, che il sangue è presente, a differenza di come almeno ci dicevano che non si vedeva mai il sangue, invece qui il sangue si vede, cioè la morte si vede una certa anche crudeltà, sanguinosità. Allora mi chiedevo se in questo senso ci fossero dei riferimenti anche all'atroce familiarità che abbiamo con le immagini della morte, con la morte vabbè, ma con le immagini della morte, con le immagini del sangue, quindi con via mediata, insomma, dai media, ecco, e dal cinema ovviamente, non so se era una scelta. Non è una scelta stilistica, corrisponde alla risposta che sono stato capace di darmi, uno può darsene anche di diverse, insomma. Però non ho saputo evitare questa risposta alla domanda chiave per me, nel momento in cui poi, vinte le mie resistenze, mi sono arreso all'idea che avrei fatto una tragedia greca e quindi avrei trattato personaggi come Ifigenia, Oreste, Clitemnestra, questi nomi che sanno di liceo classico, no? E di statue, e di museo, o di rappresentazioni molto pompose, chiedendomi la domanda, cioè facendomi la domanda chiave, che poi è quella chiave per me e per tutto il mio mestiere, però qui più che mai, e se fosse vero, cioè se invece che appoggiarmi a tutto ciò che in qualche modo mi consola attraverso la letteratura, attraverso la consuetudine teatrale, lo stile, tutte quelle robe lì, tolgo tutto questo, ma se fosse una storia vera come avverrebbe? E a molte di queste domande a questa domanda in molti casi ho dovuto rispondere solo attraverso la mia esperienza. Io non ne so nulla di un rito, di come si fa a sacrificare qualcuno su un altare. Sì, gli aztechi, ho visto qualche immagine, ho visto anche dei film, ho visto qualcosa in bianco e nero da piccolo, qualcosa di Peplum, un po' di Peplum l'ho visto anch'io, ma non mi è bastato a fare esperienza di tutto questo. Però l'Isis l'ho vista, grazie a Dio l'ho vista piccola, in uno schermetto, ma so cosa vuol dire in nome di Dio compiere un rituale di sacrificio di qualcuno, e ho visto quanto è squallido, quanto è atrocemente, lascia perdere che è tragico, è atroce, è dolorosissimo, togliamo tutti gli aggettivi più emotivi, andiamo semplicemente su qualcosa di visivo, e di uno squallore immane. Ho visto le condanne a morte
li ho visti, devo ammettere, li ho visti, cioè la mia morbosità qualche volta mi ha portato a voler vedere che cosa c'è, che cos'è quella roba lì, per sottrarla anche a una mitologia. E voglio essere onesto con voi, non fare il buonista, ma essere onesto. La mia morbosità in quella direzione lì non è appagata, cioè sono stato proprio tanto male, cioè è qualcosa che faccio con una fatica immensa e con un senso proprio di star male dentro di me, ma lo faccio lo stesso, soprattutto l'ho fatto in questi ultimi mesi in cui preparavo queste due tragedie, proprio perché si chiamano, nel senso che se facessi il Gabbiano e Chekhov è probabile che non andrei fin lì, però sul tema del suicidio sì, me lo vorrei, andrei a vedere com'è, voglio vedere qualcosa in più, oltre a quello che mi fornisce la mia immaginazione, che è così inquinata da regie, quadri o quant'altro. E l'ho visto quello squallore, ho visto il sangue, l'ho visto, l'ho immaginato, abbiamo dei mezzi di comunicazione che non sono molto pudichi nel mostrarci tutto questo. Sono di Novi Ligure, so cosa hanno fatto Erika e Omar, li conoscevo personalmente, conoscevo un po' meglio il padre. Cosa hanno fatto? Cioè, al di là io non do giudizi su nessuno, mi dispiace, faccio fare il giudice o il vigile urbano, volessi giudicare come... non do giudizi, però voglio sapere e credo di poter comprendere, credo di poter vedere che cos'è quella roba lì. È bella, è brutta, affar vostro, è la cosa che è. Dei ragazzi uccidono delle persone. Posso metaforizzarlo in un altro spettacolo, magari l'avrei fatto al rallenti, con delle mute, si può. Pensate ai western degli anni 60, pensate ai western di adesso invece, no? Che spendono più in sangue finto che non... è tutto molto realistico. C'è un momento in cui la realtà ha una sua atroce poesia, quella un po' balorda degli attori che si accoltellano e esce il sangue, e un po' però da fin da bambini che ci piace questa roba qui, quella meno balorda in cui invece facciamo il sacrificio di Ifigenia un po' facendo come se fossimo Isis, quella un pochino più... Qualcuno è venuto ieri dicendo ma mettete una musica. No, non posso, non ce la faccio, non ci riesco. Sì, sarebbe più bella, ammetto che vi piacerebbe di più, ma quella roba lì è entrata, così come è entrata la guerra, noi abbiamo iniziato le prove, è arrivata la guerra, un po' prima delle prove è arrivata la guerra, e sta roba parla delle nostre tragedie, parlano di guerra, ed ecco che ci sono parole che risuonano di un significato molto più urgente. Nel resto si parla di diplomazia, quando risuona la parola diplomazia vengono i brividi, no? Dire non... Vabbè, tocca a te. Quello che mi viene da dire rispetto a questo è la relazione, allora, il lavoro che devono fare gli attori, e in particolare rispetto a quello di cui parlavi tu, no? I ragazzi che compiono questo gesto. Quello che devono fare gli attori è lavorare tutti sulla complessità dei personaggi, per cui tu diventi un assassino, ma allora non è che sei il cattivone dei cattivonis, anzi forse quasi lavori sulle parti più fragili di questi ragazzi. Credo, il lavoro che vedevo, il lavoro che faceva Valerio con loro era quello di tirare fuori le loro fragilità. Non perché devi giustificare, appunto, no? Però perché per trovare la maniera di raccontare questa complessità, perché in Euripide alla fine dici ma chi ha ragione? Quindi tu il lavoro che deve fare l'attore è appunto di andare dentro ogni volta le ragioni diverse, e questi ragazzi che sono attori giovani, la cosa che hanno fatto è di fare un po' branco, no? Di trovarsi tra di loro anche fisicamente,
penso questo, no? Come fossero un gruppo di animalini, poi lo spazio li aiuta molto perché sono dentro questo cerchio. Avevamo detto che non dicevamo niente, lo spettacolo si ricordano ogni 10 minuti e si ricordano più niente. Loro sono in questo cerchio della colpa, si ritrovano dentro come degli animalini un po' braccati, ma e loro sono, non so, penso proprio questo è il lavoro, per cui quando tu vedi quell'azione lì che fanno, hai la sensazione come se fosse quasi dentro, non so, sembra quasi un gioco, perché non dici ma non è possibile, no? Fa uno strano effetto è un realismo che però appunto dici ma no, cioè chiaro, non ti poni il problema del fatto che sia finto, diventa brutale perché ti fanno pena quei ragazzi, perché perché per tutto lo spettacolo tu comunque sei entrato anche in empatia, e quel gesto che loro fanno, che tu capisci benissimo che è tutto finto, è chiaro, però nella loro fisicità così anche goffa, così imbarazzante anche, ai miei occhi diventa credibile l'animalità dell'uomo che viene fuori, ecco, cioè di cercare un'autenticità nel rapporto con la complessità della natura umana. Adesso ho detto delle cose troppo difficili, cioè sembra tutto così aleatorio, però in realtà mi sembra di vedere questo, cioè, e poi la scelta anche di questi attori che sono dolcissimi, cioè, non ti danno l'idea di essere dei cattivoni, un bellissimo contrasto questo. Sì, per intenderci, non so, c'è il momento in cui Oreste per tutto il tempo un po' si vanta e un po' compiange se stesso per aver assassinato la madre e l'amante della madre. E quindi noi ci siamo portati a vederlo un po' come l'eroe, il villain, cioè l'eroe cattivo, comunque l'eroe violento, il bello e dannato, non sarebbe oggi un film hollywoodiano che ha compiuto un gesto mosso da un sentimento di pancia e non ha ragionato e si è dannato. Ma noi vedendo questo attore diciamo non ci sembra tanto bravo a fare l'eroe, no? Ci sembra un patatone che sta lì, che vuole essere un eroe, si mette una coperta, cioè no? Arranca sulla propria identità, un po' come tutti i personaggi euripidei, no? Arrancano sulla verosimiglianza della loro identità. E poi capiamo chi vuole capire, quando si tratta a un certo punto, purtroppo sto ragazzo verso la fine deve compiere veramente un omicidio, c'è un'altra vittima, e lui si arma di coltello, ma vediamo che non sa farlo, non sa come si comincia, e voi lo sappiamo dire, magari qualcuno di voi lo sa benissimo, ma io non lo saprei per esempio, no? Cioè la rabbia poi ci conduce il braccio, la reazione, la difesa, ma quando io vado per uccidere giusto, non lo so bene, mi trovo impacciato, non so come si fa, da dove si comincia, magari la prima pugnalata faccio solo male, ma non concludo nulla, diventano 3 goffi nel compiere un'azione che è così importante no? Nella vita di tutti, compresa della vittima che la sta per concludere, che è quella di ammazzare qualcuno. Queste sono contraddizioni interessanti. Perché è venuta in mente questa cosa? Perché Euripide scrive, mentre avviene l'omicidio di questa persona, Euripide dice una battuta, si sente un altro personaggio che non si vede l'omicidio, è all'interno delle porte, ecco perché la tragedia greca non il gusto dell'epoca non permetteva che si vedessero gli omicidi. Quindi si sentiva che qua dietro avveniva l'omicidio e qua davanti c'era Elettra che diceva ammazzala, avanti, trafiggila, cioè spiegava come doveva fare. E quindi c'era un'incertezza, non avrebbe detto niente Elettra se questo qui avesse compiuto il fatto che fosse uscito con la testa mozzata. E quindi c'è anche in questo una fragilità che non è tanto io non la chiamerei tanto complessità, ma la molteplicità, cioè i personaggi sono tante cose in una, sono sicuri di sé, in questo Oreste, se vi piace la complessità, la molteplicità, Oreste è l'antologia
della molteplicità. A volte dice ho agito perché me l'ha detto Dio, e sembra, no, un infogliato religioso contemporaneo. Altre volte dice l'ho fatto perché le donne sono tutte puttane, allora sembra un'altra cosa. E poi dice non lo volevo fare, e poi l'ho fatto per motivi politici. E tutto questo convive in un'unica battuta, e l'attore deve essere capace di passare attraverso tutti questi livelli, anche goffamente, non è un problema. La lotta fra i giovani e i vecchi c'è, e c'è sempre stata. Vedete benissimo dalla mia maglietta che sono un traditore sia dell'uno che dell'altro campo. E non so ancora da che parte stare, naturalmente. Forse scapperò da questa guerra, fatevela voi. C'è sempre stata, e anche in teatro c'è. Moltissimi spettatori vedranno, diranno però gli attori più vecchi meglio, perché invece gli altri sono bravissimi. Il problema è questo, sono bravissimi sia gli uni che gli altri. Allora è un problema di gusto. Allora c'è il gusto dell'attore che dice oggi sono entrato e ho preso il caffè, dice ma cazzo bravo, altri dice sono andato sul caffè, no, è bravo anche l'altro, sono diversamente bravi, e io non ho fatto in modo che si amalgamassero. Certo, ho qualcuno anche all'interno del teatro che mi fa un po' di però no, ci vuole questa cosa. Ma è venuto uno a vedere una prova qualche tempo fa, uno scrittore che dice guarda, per tutto il tempo avrei voluto entrare in scena a prenderli a sberle quei tre, no, li odiavo proprio, perché non hanno giustificato, non si può in questo momento che c'è la guerra, in questo momento dire le cose che dicono, fare quello che fanno, no? E poi in realtà, insomma, poi invece quelli un po' più adulti, quando arrivano, fanno quei bei discorsi. Io lì per lì ho un po' sofferto, no? Invece no, poi ci sono tutti gli altri, poi quando invece vengono i più giovani, adorano il terzetto degli assassini, ci si identificano in pieno. L'ho lasciata aperta questa guerra, fatevela un po' voi, cioè giocatevela, ma c'è, non l'ho uniformato, non ho pensato di dire ok, diamo una tessitura uniforme allo spettacolo. Ci sono proprio due mondi, anche teatrali, che si parlano. Io un po' più vecchio, io non ci sono, in questo spettacolo mi tolgo dal lagone e anche dall'essere classificato in uno dei due schieramenti, però che sono un pochino più e gli altri invece che vengono da un mondo che non conosce quello che ho conosciuto io, non lo conoscono. Cioè se parli a un giovane attore dai 25 in giù e gli dici questa battuta qui, cerca di capire un po' come la farebbe Gassman, non sanno chi è, o se lo sanno pensano che parlo di Alessandro, Carmelo Bene, no, ci sono quelli un pochino più, ma pochissimi, no? Quindi vengono da un mondo diversissimo e la loro recitazione nasce lì, nel cerchio della colpa, lì dove c'è l'Oreste, nasce qualcosa, arriverà qualcosa, e infatti si odiano i due schieramenti, no? dei Menelao, Pindaro, che arrivano lì, gli rompono le scatole, quindi guardano. Abbiamo aggiunto una battuta, ecco, l'Oreste l'ho trafficato un po', ma non tanto. Quando Menelao fa un discorso di grande portata retorica per spiegare loro il perché non si sarebbe schierato dalla loro parte, loro lo guardano con quel moralismo assassino un po' adolescenziale, no? Cioè, cazzo me ne frega. Se ne va e ha fatto un discorsone, tra l'altro un attore notevole. E quando poi arriva un tizio dice ma che ha detto? Cioè, non si capiva niente, parole, non si capiva niente. Non si possono capire, non c'è modo. Il Senex e il Puer sono destinati, di nuovo Hillman, a collidere e il passaggio è attraverso un bagno di sangue. Questi ragazzi si rendono responsabili del bagno di sangue, quello lo sanno fare. Ma è interessante, cioè a volte ho temuto perché ho fatto uno spettacolo sbilanciato. No, è proprio questo, è esattamente questo. E è difficile poi partire. Non essendoci Dio, come finisce l'Oreste? Quello vero, quello di Euripide. Questo qui è convinto di aver ucciso in nome di Dio, ripeto, l'infogliato religioso di quelli veri,
così una delle componenti della sua anima è quella, e quindi è convinto che Dio lo salverà. Ho agito in nome di Dio, adesso Dio arriva. Il colpo di scena. Nel finale, quando sta per succedere la strage, altra parola che purtroppo da oggi suona di nuovo, e abbiamo un altro scritturato nel cast, no? Abbiamo dovuto scritturare la guerra per Ifigenia e oggi stiamo per scritturare un ragazzino americano. Il pubblico non potrà non pensarci, non potrà, e non potranno, spero, anche i miei attori non pensarci. Quando arriva, loro stanno per commettere una strage, siamo arrivati lì, ormai ineluttabile il destino, arriva chi? Apollo. Arriva lui e mette tutto a posto, dice no, adesso basta, ci penso io, tu diventi re, tu sposi la principessa, vissero felici e contenti. I morti non sono morti, ma li abbiamo trasformati in dei, semidei, costellazioni e quant'altro. E perché devo fare sta cosa? Non l'ho mai vista, ecco, se l'avessi vista una volta nella vita direi ok, facciamo. Ma ho visto tante volte chiedere a Dio di venire a salvare gli uomini. E la frase non la finisco, finitela voi. Sì, tra l'altro i due finali sono bellissimi, entrambi, perché sono delle sospensioni meravigliose. E in realtà siamo, credo, sul finale perché voi dovete tornare. Noi siamo morti, noi Voi siete morti. fanno gli altri. No, io devo tornare per dare un po' di note di regia. No, come consuetudine degli incontri di retroscena, io chiedo se dal pubblico c'è qualche domanda, curiosità, osservazione e poi chiudiamo. Io voglio solo dire che sono un'appassionata di cinema, oltre che di teatro, e tutto il tempo in cui avete parlato mi veniva in mente Parasite di Bong Joon-ho, perché anche lì ci sono tanti di questi temi di cui voi avete parlato e me l'avete anche fatto vedere in una maniera diversa e forse più approfondita di quello che avevo fatto finora. Quindi vi ringrazio. Non ci avevo pensato, è vero. Vi ringrazio. Molto bello. Vi ringrazio molto. Grazie a te. C'è un film di Lantimos, vedi, ho sbagliato tutto, che è Il sacrificio del cervo sacro, che è una versione degna di lui, quindi di Ifigenia in Aulide. Grazie. Allora, se non ci sono domande, io ringrazio ovviamente Valerio Pinasco e Arianna Scommegna e ringrazio voi e vi invito ad andare a vedere lo spettacolo 4. Cioè,